Dopo 2 giorni ancora tutto fermo, la nave Diciotti infatti è ormeggiata al molo di Levante, ma non si parla ancora di sbarcare i 177 migranti soccorsi al largo di Lampedusa. Finché non arriveranno garanzie sulla ripartizione tra i paesi dell'Unione Europea dei migranti soccorsi, i profughi non potranno lasciare il pattugliatore della Guardia di Finanza. Questa la linea del governo Conte. Al porto, oggi come ieri, è presente il personale della Guardia Costiera, della Polizia, della Guardia di Finanza e dei Carabinieri, ma nessun volontario appartenente alla Protezione Civile per l'assistenza allo sbarco ed ai migranti. La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per individuare gli scafisti che hanno condotto l'imbarcazione soccorsa dalla nave Diciotti, ha aperto un secondo fascicolo d'inchiesta sull'illecito trattenimento degli extracomunitari che ancora non sono stati fatti scendere a terra. L'indagine, affidata alla Capitaneria di Porto Empedocle e alla squadra mobile di Agrigento, oltre ad individuare scafisti e soggetti dediti al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, mira inoltre a conoscere le condizioni dei 177 migranti superstiti a bordo della nave Diciotti. Sulla vicenda è intervenuto il cardinale Montenegro, arcivescovo di Agrigento e presidente della commissione CEI per la carità. È chiaro che la responsabilità dei morti non è una questione di proclami solo elettorali, sono morti che pesano sulla coscienza di tutti. Una soluzione va trovata perché sono vite umane e non si possono scartare come se niente fosse. Montenegro ha commentato le dichiarazioni del ministro dell'Interno Matteo Salvini sull'immigrazione. Per adesso siamo in attesa di cosa il ministro intende fare. Adesso che Salvini siede dietro una scrivania e non dovrà fare scelte, credo che solo dopo queste scelte, non soltanto sulle sue promesse o sui suoi desideri, si possono dare giudizi. E sull'aiuto dell'Europa il cardinale ha poi aggiunto: chissà perché la politica non ha il coraggio di cominciare a scrivere questa pagina. La soluzione non può essere affidata ad una sola nazione, il discorso è complesso e va affrontato. Finora c'è stato solo uno scaricabarile, conclude il cardinale Montenegro.